Amici di Liguria Web TV, ben ritrovati. Oggi ad Amici per la Coda, a parte Martina, Alice che gira per la trasmissione, ve la facciamo vedere, sicuro. Abbiamo un ospite, veramente un ospite che ci dà grande soddisfazione, di grande spessore, un amico di Paolo, Ugo Leali. Ben arrivato. Buongiorno, grazie a voi. Lui è qua perché lo chiamiamo uomo dei cavalli, come si diceva una volta. Ha una conoscenza nel settore veramente ampia. È un giudice, quindi è una persona che conosce veramente in tutti i dettagli quello di cui stiamo parlando. È un giudice nazionale della disciplina monta da lavoro veloce. Della Fitetrecchiante, Esattamente. che è una federazione nazionale che fa capo al CONI di Roma. Quindi oggi abbiamo un ospite veramente... Un ospite di spessore, come grazie, siete dicevamo molto giustamente gentili, prima. Facciamo un attimino capire, perché chi ci segue sicuramente è più esperto di me a livello di monta da lavoro veloce, ma cosa vuol dire? Sì, ci spieghi qualcosa? La monta da lavoro veloce è una disciplina nazionale che consiste nell'affrontare alcuni ostacoli che si incontrano nel lavoro del cavallo, e cioè aprire o chiudere un cancello senza scendere dal cavallo, oppure saltare un ostacolo, oppure fare spostare un oggetto pesante o meno pesante da una parte all'altra del campo da lavoro. Betty, l'ho recuperata. Eccola. Infatti ho detto adesso la vado a recuperare io, veramente interessantissimo. Io quando in televisione magari si vedono le gare eccetera, effettivamente ignoranza mia, me ne rendo conto, non so nulla, è molto interessante sentirlo parlare. È una disciplina che è a nella Fiera Cavalli, ed è una disciplina che viene affrontata da molti cavalieri, sì. Ecco, un'altra cosa, tante volte Martina, anche quando vengono qua dicono tutti mi piacerebbe avere un cavallo, fanno questa cosa molto semplice. Parlando con Ugo ci siamo resi conto che noi un pochino lo sapevamo, però non è così semplice come sembra. Mantenere un cavallo, dedicargli le ore tutti i giorni, ci sono una serie di cose che bisogna fare. Ugo, puoi dire una giornata tipo e le cose a cui le persone di solito non pensano, e come dicevi te, sì, il cavallo è bello quando lo monti ed è finita lì. Certo. Raccontaci. Sì, la giornata di chi possiede un cavallo inizia dal mattino, che bisogna pulire e rifare la lettiera, cioè togliere il letame dal box dove è custodito il cavallo, rifare la lettiera come dicevo, e poi cominciare con la colazione, che consiste in 3, 4, 5 kg di fieno e 2 kg, 1,5 kg di fioccato per cavalli. E inizia da lì. Poi questa cosa si ripete per 3 volte al giorno, perché il cavallo ha bisogno di circa 17, 18, 20 kg di fieno e di 3-4 kg di fioccato. Vedi, queste cose esatto, non le sappiamo, perché tu dicevi esattamente, a volte portare un bambino a cavallo, divertente, finisce lì. Bellissimo. Però cosa c'è dietro nessuno lo sa. Come mantenerlo, come dicevi te. Posso dire che non è un motorino, non è una mountain bike, non è una bicicletta, per cui il cavallo va custodito come noi custodiamo i nostri cani, come noi custodiamo, scusatemi, i nostri figli. Certo, no, noi facciamo sempre questo paragone, perché e il cavallo ci guardano poi male, ma viene a far parte della nostra famiglia, perché fa parte proprio della nostra famiglia. Certo, è la nostra famiglia. Ci hai indicato che insegni dama dolce. Sì, la doma dolce consiste nell'allevare un puledro e diciamo avviarlo alla monta. Certo. Per cui si usava anticamente una doma molto molto più severa, mentre oggi si usa, noi perlomeno civili, usiamo una monta un pochettino meno severa, diciamo, che consiste nel fare al cavallo degli esercizi che possono essere da lui accettati volentieri perché sono divertenti, e nello stesso tempo insegnare al cavallo ad accettare la sella, e dopo in secondo tempo ad accettare il cavaliere. Esatto, è un pochino uno step come facciamo noi un'educazione dolce, un'educazione dolce, senza usare, scusatemi, la forza in nessun modo. Bravo, con nessun animale, ma neanche con l'uomo. Prescindere, sì, E certo. una cosa che a me ha fatto tantissimo piacere sapere, lui addirittura ha fatto una scuola per poter ferrare i suoi cavalli, che è una cosa, io non sapevo neanche quante volte bisogna farlo durante un mese. Ci racconti un attimino? Certamente, bisogna partire dal fatto che il cavallo va custodito in tutto, sia nella forma del veterinario,
e poi del maniscalco, perché una volta ogni 40-50 giorni, 60 al massimo, bisogna cambiargli le scarpe. Le scarpe non sono comperate dal calzolaio, ma viene il maniscalco da noi e ferra il cavallo, toglie i ferri vecchi, deve spianare l'unghia e lo spiana in modo molto molto, diciamo, precisa, perché poi l'impostazione del cavallo va data proprio dal maniscalco, poi riattacca i ferri, naturalmente senza dolore, è un'operazione indolore assolutamente. Questa è una cosa importante ma necessaria, perché altrimenti il cavallo, usandolo noi senza ferri, si consumerebbe gli zoccoli e non riuscirebbe a camminare. Mentre invece il cavallo in natura non viene ferrato perché cammina dove vuole lui. Mentre quando c'è il cavaliere, il cavallo cammina dove vuole il cavaliere, e non sempre diciamo, la via che percorre il cavallo è consona ai suoi zoccoli, per cui bisogna metterci dei ferri. Esatto, e questi ferri tu li cambi, appunto, hai detto ogni 40 giorni. Dai 40 ai 60 giorni. Se no ci sono persone che fanno appunto questo lavoro. Sì, io lo faccio io ai miei cavalli, perché ho fatto un corso di mascalcia tantissimi anni fa. Non sono maniscalco, lo dico, però riesco a ferrarmi i miei cavalli abbastanza bene. Ci sono i maniscalchi, che non è un'attività persa, ma ce ne sono tanti, per cui il maniscalco di fiducia si chiama come il veterinario di fiducia, viene da noi e ferra i nostri cavalli. Il costo varia dai 60 ai 90 euro. Vedi, ogni volta. Ogni 2 mesi circa, ogni 2 mesi, massimo 60 giorni. Quindi... Ogni 2 mesi. Poi c'è lo sverminante, se vogliamo mettere nel corso del cavallo, che ogni 3 mesi il cavallo va sverminato. Io queste cose non le sapevo. Partiamo dal presupposto, ma noi lo diciamo sempre nelle nostre trasmissioni, un animale costa se si vuole trattare come si deve. Certo, ci sono due modi di avere un cavallo, 2 anche più, però i più importanti sono averlo in casa, avere lo spazio per avere consono per il cavallo, e nonostante tutto deve anche essere l'ASL a dire se è idoneo per quel cavallo. E poi c'è l'altro modo, che è molto più semplice ma molto più costoso, che è quello di portare il cavallo in una scuderia, a pagamento, e lì i prezzi variano dai 300 a 600, adesso io non voglio dire, perché e poi è anche considerato un bene di lusso. Il cavallo tenuto in casa è considerato un animale domestico. Esatto. Tenuto in un altro modo è considerato un bene di lusso, perché insomma, uno che può spendere al limite 600 euro per il proprio cavallo vuol dire che ha la possibilità di farlo, chiaramente. Poi ci sono cavalli che, come i nostri, sono cavalli da sella, da trekking, e poi ci sono cavalli da concorso, quelli che hanno... Allora non è il nostro caso, comunque. Purtroppo 5 minuti non ci bastano ogni volta, però noi lo diciamo, ma è interessantissimo. A me piacerebbe raccontarvi cosa consiste, cosa vuol dire avere il cavallo. Possiamo sempre fare un'altra puntata e io approfondire eventualmente verrò molto volentieri. Sì, perché è un argomento che ne sanno pochi così bene come lui, quindi quando trovi la persona che è anni, una vita, che conosce i cavalli, i suoi cavalli, per noi è proprio interessante dare un nuovo messaggio. Esatto. Non ti sei accorto che manca? Sì, volevo dire che abbiamo finito il concorso, è terminato. Vogliamo dire chi ha vinto? Le crocchette erano, no, dillo perché era una tua idea. No, io non mi ricordo neanche 1432. Sì. Esatto, ha vinto una bambina. Questa bambina si chiama Celeste, vive a Boissano, ed è stato bellissimo perché la mamma le ha detto semplicemente di un numero. Quando abbiamo letto il numero abbiamo detto non ci credo, però è bella questa cosa qua, quindi l'occhiale da sole di Ray-Ban l'ha vinto Celeste. E finalmente possiamo dire, e io ne sono contenta e lo sapete, anno nuovo, vita nuova, quindi ultime puntate dall'anno prossimo. Intanto vedete già il tavolino, aspettavo che mi facessi una battuta, ma... volevamo mettere la cicciona, ma non ci sta. Oggi Alice è tutto un caso patologico. Ci stiamo organizzando, vita nuova, anno nuovo, nuovo concorso, quindi chissà che cosa si studierà al capo, ma soprattutto siamo pronti ad ospitare tutti i vostri animali. Il tavolo... ci stiamo attrezzando, quindi vi aspettiamo. Scrivete ad amiciperlacoda@gmail.com. Vi aspettiamo e ringraziamo molto il vostro ospite di oggi. Se mi consentite una battuta, certo. Che secondo me non esiste l'animale cattivo, ma il cattivo proprietario. Sempre. Con tutti gli animali. Come con tutti gli animali. Soprattutto col cavallo, consentitemi. Esatto. Grazie di cuore. A voi, grazie a voi.